Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, spero che stiate tutti molto bene e che siate contenti di ritrovarci per un po' di yoga insieme. Bene, cominciamo a prendere una bella, lunga, profonda ispirazione dentro il respiro e buttiamo fuori tutto. Ancora dentro il respiro. Fuori il respiro, immaginiamo di buttare fuori tutto quello che ci appesantisce. Ancora dentro il respiro. Benissimo, benissimo. Cominciamo a sciogliere un po' le nostre vertebre cervicali. Facciamo movimenti leggeri con la testa. Visualizziamo sempre la nostra colonna vertebrale come il lungo stelo di un fiore. La nostra testa è la corolla del fiore e quindi dobbiamo muoverla piano, con delicatezza, con attenzione. Flettiamo la testa in avanti, sulla testa, dentro il respiro, inspiro, indietro la testa, espiro. Ancora testa al centro, inspiro, giù la testa, espiro, fuori respiro. Sulla testa, inspiro, indietro la testa, espiro. Riporto la testa al centro, dentro il respiro, inspiro, espiro. Butto fuori il respiro. Torno con la testa al centro, dentro il respiro, inspiro, fuori il respiro. Riporto la testa al centro. Adesso inclino la testa verso una spalla. Allungo il braccio opposto, lo spingo un po' verso il basso, lo apro un po', in modo che si distendano bene i muscoli su questo lato. Tengo un attimo la posizione, poi riporto la testa al centro, la inclino verso l'altra spalla, apro l'altro braccio, lo spingo lontano. Riporto la testa al centro e rilasso. Adesso flettiamo la testa in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa. Ricordiamoci che stiamo muovendo la corolla di un fiore, quindi dobbiamo fare tutto con delicatezza e con attenzione. Sentiamo il peso della nostra testa. Adesso nell'altra direzione, lenti, ampi cerchi. Sentiamo come si muove il collo. Bene, adesso ci fermiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, le incrociamo. Poi le apriamo, le spingiamo lontano, allunghiamole il più possibile. Poi braccia in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo bene in avanti le braccia e le spalle. Poi su, ancora le braccia verso l'alto, ripetiamo, incrocio, apro e allungo le braccia lontano, lontanissimo. Le porto in avanti, intreccio le dita delle mani, giù bene le spalle lontano dalle orecchie, spingo in avanti le spalle e le braccia. Tengo un attimo questo bello allungamento e poi rilasso, abbandono le braccia, distendo. Muoviamo piano le spalle. Portiamo una spalla su verso l'orecchio, la testa è proprio al centro, l'altra spalla si spinge lontano dall'orecchio.
Poi lentamente portiamo le spalle sulla stessa linea, sale l'altra spalla, l'altra scende. Ancora, lentamente, cerchiamo di sentirlo, il movimento dei nostri muscoli. Vediamo la nostra schiena, cosa succede nella nostra schiena. Da una parte tutta la muscolatura è allungata, dall'altra è accorciata. E poi cambiamo. C'è un bel massaggio in diagonale su tutta la muscolatura della schiena. Ancora una volta, su una spalla, giù l'altra. Troviamo sempre il momento in cui le spalle sono perfettamente allineate, poi una sale e l'altra scende. Bene, rilassiamo, distendiamo. Portiamo ancora le braccia verso l'alto. Una mano prende l'altro gomito, allungo bene la colonna, dentro il respiro, fuori il respiro. Lentamente entro in torsione dalla parte dove ho il braccio piegato. Rimango un attimo nella torsione, cerco di rilassare. Poi ritorno al centro, tutto lentamente, allungo l'altro braccio, prendo il gomito, dentro il respiro allungo, fuori il respiro lentamente ruoto sull'altro fianco, tengo un attimo la posizione, rimango nella torsione, poi ritorno, facciamolo ancora, su un braccio, prendo il gomito, allungo dentro il respiro, fuori il respiro, entro in torsione, mi fermo un attimo, ritorno, cambio ancora, inspiro a lungo, espiro lentamente e ritorno. Adesso allunghiamo tutte e due le braccia verso l'alto, poi le facciamo scendere e rilassiamo. Adesso facciamo dei belli esercizi di respirazione. Dentro il respiro, cerchiamo di proprio aprire bene la cassa toracica. Comincio a buttare fuori il respiro, le mani scivolano dalle cosce verso le ginocchia, faccio scendere le mani verso i piedi il più possibile, giù la testa, incurvo le spalle, rimango un attimo così, abbandonato, poi mi risollevo lentamente, riporto le mani qua, sulle cosce, vicino alle anche, dentro il respiro, fuori il respiro. Lentamente faccio uscire il respiro, faccio scivolare le mani lungo tutte le gambe fino ai piedi, abbasso la testa, incurvo le spalle, mi risollevo. Lo facciamo ancora una volta, dentro il respiro, inspiro, fuori il respiro. Mi risollevo con calma. Adesso divarichiamo un po' le ginocchia. Portiamo le mani sulle cosce, su una gamba, dentro il respiro, fuori il respiro. Giro verso la gamba, faccio scendere ancora le mani verso i piedi, poi mi risollevo, porto le mani all'altra anca, sull'altra coscia, dentro il respiro, fuori il respiro. Le mani scivolano lungo la gamba, mentre butto fuori il respiro, le mani scendono verso il piede, poi mi risollevo, ritorno al centro e rilasso.
Avviciniamo le gambe, distendiamo, portiamo le mani ai fianchi, disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lenti, ampi. Nell'altra direzione. Ancora. Bene. Rilassiamo. Adesso dobbiamo sentire le nostre braccia come se fossero ali di farfalla. È primavera, sbocciano i fiori, le farfalle si risvegliano e cerchiamo di diventare anche noi leggeri come farfalle. Incrociamo le braccia sul petto, poi le apriamo, inspirando, dentro il respiro apriamo le braccia come se fossero ali leggerissime, senza peso, e poi fuori il respiro, torno a chiudere le braccia, le ali, braccia come ali, disegniamo le ali di questa farfalla con i colori che piacciono a noi, rosso, giallo, verde, blu. Vediamo le braccia come ali di farfalla che si aprono leggere. Sentiamo che bella questa apertura, apriamo anche il cuore, la mente, e poi le ali della farfalla si richiudono e la farfalla vola leggera, sempre più leggera. Sentiamola questa leggerezza, diventiamo leggerissimi. Le ali si richiudono, ancora voliamo in questi cieli di primavera, sentiamoci leggeri, le ali si richiudono e fermiamoci un attimo così con le ali raccolte e poi ci raddrizziamo, rilassiamo le braccia, distendiamo. Incliniamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Bene. Adesso dobbiamo immaginare che stiamo indossando una maglietta stretta, molto stretta e bagnata. Una maglietta che ci stringe, che ci chiude, che ci dà fastidio e dobbiamo pensare di levarcela. Quindi facciamo il gesto come se dovessimo toglierci una maglietta stretta e bagnata. Quindi dobbiamo fare un po' di fatica, dobbiamo far lavorare un po' i muscoli delle spalle, della schiena e via, ce ne liberiamo. Facciamolo ancora. Immaginiamo non solo di liberarci della maglietta, ma di liberarci di tutto quello che ci chiude, tutto quello che ci stringe, tutto quello che ci opprime, tutto quello che ci dà fastidio. Bene, facciamolo con convinzione. Su, facciamo fatica a liberarci da questa stretta, però ce la facciamo e via tutto. Ancora una volta. Su, liberiamoci da tutto quello che ci stringe, che ci opprime, che pesa, via. Bene, rilassiamo, sentiamo un senso di leggerezza, di distensione, un senso di apertura. E portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani in avanti, disegniamo dei cerchi nell'aria, lentamente, come se le mani scivolassero su un vetro. Sentiamo come si muovono le braccia, come si muovono le spalle. Sentiamo anche il movimento nelle scapole che si avvicinano e che si allontanano. Nell'altra direzione, con leggerezza, sempre tutto con leggerezza. Bene, molto bene. Adesso solleviamo una gamba, mani intrecciate sotto la coscia, inspiro allungo la colonna, espiro, mi fletto in avanti, porto il ginocchio verso la fronte, porto la testa verso il ginocchio.
Mi risollevo, rilasso. Ancora dentro il respiro, fuori il respiro. E mi risollevo, rilasso questa gamba. Sollevo l'altra gamba, mani intrecciate sotto la coscia, dentro il respiro, allungo bene la colonna, fuori il respiro. Ancora, su, dentro il respiro, fuori il respiro. Riporto la gamba a terra. Prendo ancora l'altra gamba, sempre le mani intrecciate dietro la coscia, disegno dei cerchi nell'aria con la gamba, lentamente cerco di sciogliere bene l'articolazione dell'anca, ancora, rilasso, prendo l'altra gamba e cerchi, lenti, ampi. Facciamo sempre movimenti leggeri. Bene, rilassiamo. Adesso solleviamo ancora questa gamba. Facciamo questi movimenti con il piede su e giù. Bene, rilasso. L'altra gamba su e giù. Rilasso, prendo ancora questa gamba. Adesso disegniamo dei cerchi nell'aria con il piede. Lentamente cerchiamo di muovere bene la caviglia nell'altra direzione. E mi fermo. Prendo l'altra gamba e su, lo stesso movimento. Nell'altra direzione. Bene, e rilasso. Adesso portiamo le braccia in avanti, il dorso delle mani a contatto, braccia leggere, leggerissime. Facciamo questo bel movimento, molto lentamente. Portiamo i palmi delle mani verso l'alto, poi le giriamo ancora, allunghiamo le braccia. Le braccia sono senza peso, proprio una leggerezza, riscopriamo il senso della lentezza, della leggerezza. Cerchiamo di tenere le spalle lontane dalle orecchie, tutto il corpo rilassato e gustiamo questi movimenti lenti, calmi, non ci muoviamo quasi mai così. Facciamo tutto con leggerezza. Ancora una volta. Rimaniamo un attimo con le braccia un po' separate, i palmi delle mani verso l'alto, le braccia leggere, poi le facciamo scendere piano piano, lentamente. Abbandoniamo le braccia, rilassiamo, teniamo sempre le spalle bene aperte. Bene. Adesso portiamo in avanti un braccio, su il pollice, l'altra mano la appoggiamo sulla coscia, inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro. Lentamente apro il braccio lateralmente, poi lo spingo anche un po' indietro, cerco di seguire con lo sguardo il pollice e mi fermo ancora nella torsione, le spalle sono lontane dalle orecchie, teniamo tutto il corpo rilassato. Lo sguardo al nostro pollice, il nostro pollice sollevato.
Poi lentamente, sempre movimenti lenti, riportiamo il braccio in avanti e lo abbandoniamo, rilassiamo. Avanti l'altro braccio, dentro il respiro, fuori il respiro, lentamente, mentre entro nella torsione. Muovo piano il braccio, butto fuori il respiro, seguo con lo sguardo il pollice, rimango nella torsione. Prendiamo dei respiri calmi. Poi lentamente riportiamo il braccio in avanti senza fare movimenti bruschi, tutto con calma. Il braccio in avanti e lo abbandoniamo. Bene, adesso intrecciamo le dita delle mani. Portiamo le mani intrecciate dietro la nuca, allarghiamo bene i gomiti, dentro il respiro, fuori il respiro, giro un po', faccio scendere la testa, mi fermo un attimo così, lascio pesare un po' le braccia sulla nuca, sulla testa, allungo bene le cervicali, poi ritorno al centro, apro, allargo, dentro il respiro, giro e fuori il respiro, giù le braccia, fletto un po' la testa. Poi ancora, torno al centro, apro bene i gomiti, li spingo bene indietro, dentro il respiro e lentamente giro giù la testa, fuori il respiro. Ritorno, apro, dentro il respiro, giro, fuori il respiro. E ritorno al centro. Allargo bene i gomiti, tengo un attimo questa posizione, cerco di avvicinare bene le scapole. Poi avanti le braccia, intreccio le dita delle mani, spingo le braccia in avanti, spalle lontane dalle orecchie. Tengo un attimo questa posizione e poi rilasso e distendo. Adesso facciamo questo. Agganciamo insieme le dita delle mani. Teniamo i gomiti all'altezza delle spalle, non così, all'altezza proprio delle spalle. Mani agganciate insieme, spingo i gomiti lontano, le spalle sono lontane dalle orecchie, spingo i gomiti lontano, creo un po' di tensione, sentiamo che lavorano i muscoli alti della schiena, li tonifichiamo, rilasso, ancora tendo, rilasso, ancora una volta tendo e rilasso. Bene, distendiamo. Adesso portiamo le mani sulle cosce, inarchiamo bene la colonna vertebrale, spingiamo indietro le spalle, spingiamo in fuori i glutei, indietro la testa, dentro il respiro, inspiro, espiro. Arrotondo bene tutta la colonna vertebrale. Ancora lentamente, devo proprio creare un'onda, un movimento a onda che sale dalla base della colonna fino alle vertebre cervicali. Indietro bene le spalle, indietro la testa e poi un'onda che lentamente scende dalle vertebre cervicali lungo tutta la colonna fino all'osso sacro, fino alla base della colonna. Ancora su,
in arco, teniamo un attimo questa posizione. Poi lentamente comincio a muovere prima la testa che si flette in avanti, le spalle che si incurvano, il movimento che scende lungo tutte le vertebre fino all'osso sacro. Facciamolo ancora una volta, questo è un bel movimento importante, sblocca tutta la schiena, sblocca tutta la colonna e poi lentamente chiudo. Rimango un attimo con la testa abbandonata, abbandono anche le braccia, spalle un po' incurvate, fermiamoci un attimo così e poi ci risolleviamo e rilassiamo. Bene, vi ringrazio tanto, spero che possiate passare una bella giornata, vi auguro tanta serenità, tanta pace e tanta gioia e come sempre vi abbraccio.